Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il Santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Se m'accogli al numero 53. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. E tra le mani non abbiamo niente da presentare al Signore se non la nostra vita, le nostre fragilità, i nostri peccati, le nostre fatiche nel cammino, perché il Signore possa trasformare anche il nostro limite in occasione di amore e di misericordia. Allora all'inizio di questa celebrazione presentiamo proprio al Signore i nostri peccati per fare esperienza del suo perdono. Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, creatore e Padre, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda con bontà il gregge del tuo Figlio, perché quanti sono consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Melchisedec, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dall'avere sconfitto i re e lo benedisse. A lui Abramo diede la 10ª di ogni cosa. Anzitutto il suo nome significa re di giustizia. Poi è anche re di Salem, cioè re di pace. Egli senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al Figlio di Dio, rimane sacerdote per sempre. Ora sorge a somiglianza di Melchisedec un sacerdote differente, il quale non è diventato tale secondo una legge prescritta dagli uomini, ma per la potenza di una vita indistruttibile. Gli è resa infatti questa testimonianza: tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di malattie e infermità nel popolo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati, vieni qui in mezzo». Poi domandò loro: «È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla?» Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: «Tendi la mano». Egli la tesa e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Parola del Signore. Mi colpisce leggendo questa pagina del Vangelo l'atteggiamento di questi farisei nella sinagoga che stanno lì a guardare con assoluta indifferenza quest'uomo che soffre per questa sua malattia, per questa sua paralisi alla mano. Non solo, ma vogliono utilizzare la condizione di quest'uomo per raggiungere i propri scopi, i propri obiettivi, quelli di accusare il Signore Gesù. Siamo proprio all'opposto rispetto allo sguardo di Dio. Anche nella creazione Dio guarda l'uomo, guarda la sua creazione, ma ne contempla la bellezza, la dignità, la grandezza, la bontà. Questi farisei invece nella sinagoga guardano quest'uomo e lo riducono a un oggetto per ottenere ciò che desiderano, per realizzare i propri bisogni, i propri scopi. Gesù invece ristabilisce lo sguardo di Dio qui in mezzo a noi, ristabilisce lo sguardo autentico su ogni essere umano. Alzati, vieni qui in mezzo. Gesù ristabilisce la dignità di quest'uomo, la centralità di ogni essere umano. Allora oggi veniamo in qualche modo messi in guardia da un rischio che possiamo correre, quello anche noi di cambiare sguardo, piano piano di scegliere, di fare scelte che ci portano ad avere uno sguardo come quello dei farisei, uno sguardo e un cuore indurito. Allora vogliamo chiedere il dono dello Spirito Santo perché possa invece aiutarci ogni giorno ad avere quello stesso sguardo di Dio, quello sguardo che vede la bontà nella sua creazione, perché possiamo avere un cuore non indurito, ma che si fa interpellare, si fa porre delle domande da coloro che incontriamo, i fratelli, le sorelle, specialmente da coloro che
vivono delle situazioni di sofferenza, perché anche noi possiamo riportare queste persone al centro, perché possiamo essere portatori di quello sguardo di bontà che il Signore ci dona ogni giorno. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Lumine che ti accoglie, Signore, ti sacrifica il nostro sacrificio. Lavami, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome. Padre, che nell'unico sacrificio del tuo Figlio ti sei acquistato un popolo di adozione, concedi e custodisci sempre nella tua Chiesa i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui hai portato gli uomini alla conoscenza della tua verità e hai formato la Chiesa, suo mistico corpo, nell'unità di una sola fede e di un solo battesimo. Per mezzo di Lui a tutti i popoli hai donato il tuo Santo Spirito, principio mirabile della varietà dei carismi e artefice di unità nell'amore. Egli dimostra nei tuoi figli di adozione e riempie e guida tutta la Chiesa. E noi, uniti nell'assemblea degli angeli e dei santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Hosanna,
Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Leopoldo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza e ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, ricordiamo in modo particolare Ada ed Egidio, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. E la gloria a noi sia. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Corpo e sangue di Cristo, uniti in questo calice sanguinante di vita eterna. Abbi pietà di noi, Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Mistero della cena è il corpo di Gesù. Al numero 58. Mistero della croce.
Preghiamo. La partecipazione ai Tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in Te, così realizzi l'unità nella Tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Dio nostro Padre, in Cristo Tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della Tua presenza e del Tuo aiuto. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace, rendiamo grazie a Dio. Con Maria Santissima. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il comando sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Amen.
Zanatta Vetro vi presenta 2 grandi novità per la casa. Vanità, la lastra di vetro blindato che finalmente sostituisce le orribili grate delle bocche di lupo, rendendo la tua casa unica. E non è finita. Ed ecco una bella novità Spazio Casa Zanatta. Queste belle vetrinette in vetro colorato e temperato. Uniche per la raccolta differenziata, per l'ordine dei vostri spazi. Create per resistere alle intemperie, durano in eterno. Zanatta Vetro a Montebelluna è il numero 1 nel vetro. Se perdi la carta, con ING la sospendi. E risospendi. E riattivi. ING, per una volta, una banca che ti svolta. Scopri come avere la carta di credito Mastercard Gold a canone zero. Di sempre. Tantissime proposte ed occasioni per uomo e donna con sconti fino al 50%. In azienda la moda creata al 100% in Italia. Una mostra senza paragoni con sconti fino al 50%. E ricorda, Weiner Moda ritira il tuo usato anche durante i saldi. Weiner, saldi fino al 50% e ritiro usato. A Saccolongo, Padova e su weinermoda.com. Cari amici, ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vittis. Vediamo assieme che cosa succederà nella giornata di mercoledì. Torna dell'aria un po' più fredda, soprattutto sul nord Italia, resta incastonata tra le Alpi, quindi zone nord, e l'Appennino, zone sud, e giunge anche, quindi non solo torna temporaneamente e quindi solo nella giornata di mercoledì e localmente solo sul nord Italia in pratica, tornano anche delle nuvole che non se ne sono mai andate, ma delle nuvole che di nuovo faranno giungere anche delle piogge nella seconda parte della giornata però, quindi al mattino il tempo reggerà, pomeriggio, sera, guardate, avremo piogge che dall'Emilia Romagna tenderanno a viaggiare verso il Veneto, il Trentino